strano come basta poco a volte. Cioè io mi sono dimenticato in che mese avevo fatto GPL quella volta, c'è passato veramente una barca di tempo. Perché avendo adesso il frigo a compressore, con l'errore della centralina, là, di quel che è per carità di Dio, i consumi di gas sono a zero, a zero. Manco i fornelli lo uso quasi più, cioè sì per cucinare. Ma le tisane le cucino sempre qua. Sì, le cucino, le scaldo volevo dire. Porca. Dei giorni sono passati dalla segnalazione alla Thetford del problema di un frigo pagato 2.200 euro che si è rotto 2 volte nel giro di un mese, 50 giorni, ancora il vuoto totale. Nulla. Pensa che l'altro giorno al TG5 hanno spiegato che sti scienziati sono riusciti a capire e pertanto a spiegare questo mistero dei buchi neri, no? Del nulla assoluto. E ha detto è l'assistenza Thetford, cioè questo è proprio il buco nero, il nulla assoluta cosmico, l'inesistenza. Anche perché io penso sempre, se tantissimi anni fa, molto prima di andare a vivere in camper, presi un bel frigo dell'LG che funziona tuttora perché gliel'ho dato a mia nonna e funziona egregiamente dopo che sono passati 20 anni quasi, e bello col no frost, tutte le sue cazzate, quelli grandi, no? E gli diedi tipo 450, dalle 450 alle 500 euro. Qui, cazzo, con un frigo da 2200 euro, cioè, mi sento di aver acquistato una cosa da miliardari, e in quanto miliardario gradirei essere trattato come tale, quindi riceva delle scuse per telefono, mi scusi, non si preoccupi, guardi i tempi stimati per l'arrivo del pezzo sono questi, no, così proprio, cioè della serie via merde via. Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio? Un caldo bestia. Tra qualche oretta me ne vado in montagna e di questo non vedete quello che faccio. I pro che ci sono nell'avere un ufficio mobile. Ok, no, guarda la realtà delle cose, vieni con me. Allora, siamo sotto il sole, in pieno sole, sulle 2 del pomeriggio. Il clima per carità sta andando a mega cannone perché fa un caldo boia e il Mona di Singano non ha messo neanche gli oscuranti, no? Quindi sto perdendo 28 ampere, quindi probabilmente sta consumando tipo 50 passa ampere in questa modalità, in questa potenza il clima, perché vabbè, insomma, dai, se la si fa tranquillamente a gestire il tutto e anche si avanza corrente. Questo perché non è che tu devi tenere il clima acceso tutto il giorno, lo devi accendere se proprio non ce la fai, e comunque ripeto, se in una situazione dove magari intelligentemente usi gli oscuranti e prima un po' di ventilatori con le porte aperte, e poi in una situazione cioè prima di andare a dormire, magari lo fai andare un'oretta prima di andare a dormire, allora è tutto bello fresco ed umidificato. In sintesi, ok, è il clima in camper, ma non è che deve andare tutto il giorno, capito? Na 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 na. La 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 pina tra la la. Appunti interni. Non serve andare in Macedonia come che volta puoi mangiare la Macedonia, cioè prendi la frutta, te la fai, basta. Cioè di me conte me e dopo qua dentro da qualche parte dove l'ho messo, eccolo qua, c'è questo succo che è buonissimo, ananas e cocco, giusto per stare in tema. Che repeton che fa il clima. Oh no, una roba importante volevo dire, allora il frigo qua a Thetford effettivamente va molto bene come frigo, ok? Cioè raffredda molto bene, è omogeneo, non crea condensa, eccetera eccetera.
è l'assistenza Thetford che è disastrosa, ma non il frigo in sé. Cioè, questo è anche difettato, ok? Però lasciamo perdere che è difettato e dà sempre errore di ventole e brucia le sue ventole, le ventole di raffreddamento, quelle dietro, ma per raffreddare raffredda veramente molto bene. Anche il congelatore, puoi riempirlo di roba, è tutto ultra stracongelato, tutto. No, al minimo, è a metà, non ha senso neanche alzarlo. Quindi se anche tu vuoi un frigo a compressore della Thetford, hai visto i fatti, ok? Quindi quella volta abbiamo messo il termometro, abbiamo visto le temperature, funziona bene, la temperatura è sempre stabile, soprattutto quella è la cosa più importante in un frigo da camper. Però l'assistenza appunto è inesistente, cioè proprio non esiste assistenza, è una cosa non so, secondo me neanche legale, che uno si ritrova così a aspettare mesi dopo che gli si è rotto subito un frigo da 2000 passa euro, quindi non so, secondo me non è legale, bisognerebbe approfondire. Tornando a parlare bene, cioè vara la capienza, vara robe che ci sta veramente il male di roba, cioè veramente di frutta, verdura, disastro, in più anche sul congelatore enorme che adesso è vuoto, c'ha dei gelati, delle cose, perché guarda cosa ci pinciamo, guarda che belli, guarda che roba, facciamo anche ghiaccio. Cioè, guarda che bello intelligente, tu l'acqua puoi anche buttarla da questa finestrella con questo chiuso, poi l'acqua tramite questi cosi qui, ok, più bassi, se tu muovi un pochino così di qua e dopo di qua la cosa del ghiaccio, l'acqua va a livello uniformemente su tutti i contenitori. Se che apprezzo le robe fatte bene. Torna qua, analisi clima e impianto di DS-Tech, perché a me sta roba mi piace tantissimo, metti a fuoco qua. Singano, perché ti piace tantissimo? Perché mi dà quel senso, a parte quel senso di indipendenza, vabbè che è relativo, però una goduria a non pagare bollette, perché ogni tanto io chiedo ai miei amici e ai miei parenti quanto hanno pagato di bolletta, ok? Conoscendo i loro consumi, in modo tale da rendermi conto di quanti soldi risparmio ogni mese e spenderli così, non so, in un vestitino nuovo, piuttosto che andare al ristorantino, fare un regalo a Giacomo, eccetera, eccetera, hai capito? È una figata. Quindi in questo caso, dopo aver premesso tutta la figaggine che io ricavo da sto monitorino, dico che col clima acceso sotto il sole, però il mio consumo è di 25 ampere scarsi, ok? Ossia la perdita di 25 ampere scarsi, scusami, in realtà saranno 50-60 ampere in realtà. Andando avanti così, col clima così, posso andare avanti altre 15 ore e 20, però insomma io credo che 2 orette bastino, avanzino. Non capisco invece l'inverter della DS-Tech, se no, non sta facendo rumore, cioè non è accesa la ventola, aspetta, no, è spenta. Benissimo, questo significa che per lui il consumo del clima è un po' una cazzata, anche perché mi si accendeva la ventola dopo qualche minuto che andava al microonde, ma il microonde consuma, cos'era, dai 120 ai 140 ampere ora, voglio dire, quindi insomma è tutto un altro consumo, è più del doppio. Se ripeto, anche perché l'ho già detto prima, oltre che in tanto i video, è il solito discorso, inutile che hai il clima che va, che per carità raffredda tanto, se dopo guarda c'hai tutti sti vetri che ti fanno più caldo di quello che raffredda il clima. Non che il clima raffreddi poco, ma proprio perché i vetri così sotto il sole scaldano in una maniera incredibile che tu non hai neanche idea. Ma in più anche questo, anche se c'è questo, senti, questo è ustionante, hai capito? E dai bordi qua, a parte lì che è rovinato, ma anche da qui normalmente ci passa l'aria. Come già sai, la Marilena mi sta preparando quel cuscinone da infilare con tutto il bel bordino che andrà attaccato su queste clip, quindi per l'estate, almeno durante il giorno, si isola completamente il tetto. E dopo quel cuscino credo che lo infilerò qui sotto. Esatto, e dopo magari durante l'inverno lo lascio nella casa vecchia, credo, sì. Sì, una volta mi portavo proprio tutto dietro, tutto. Poi ho visto che era da scemi, perché vabbè sì, insomma, aver tutto roba estiva e invernale, ma no anche tutti gli attrezzi, cioè proprio tutti i tipi, l'olio, il liquido refrigerante, il liquido dell'alle, cioè tutte quelle robe là. Pesi come un bilico dopo, porca puttana. Ma anche la roba ingombrante, cioè io tipo il tavolino e la sedia faccio di tutto per non portarli. Ecco, bisogna che mi ricordo invece di portarli adesso che vado con gli amici nel Consiglio. La van life dal falegname è come tutte le altre van life, solo che sono dal falegname.
cioè tipo non so Bora Bora, su da falegname, non so a Dubai, su a falegname. E voilà, ancora da pulire dalla segatura, ma ecco qua la parte finale della mia scrivania che mancava. E adesso qua la tenda l'ho sbattuta qua in fondo, perché vedi dopo dentro ci va la tendina che querse tutto, ok? Guarda che bello, guarda che mistero, guarda che roba. E funge da gradino per andare nel letto. Guarda. Vedi amico, ti ha finito di sbolsaiare. Sto qua è un regalo di tu. Mi è piaciuto il mio nuovo documentato, perché sennò... Dai, ciapalo! E in montagna un caso, piove in tutte le montagne, weekend sfigato. Ti porto a fare la van life ad Arta Terme, con l'e-bike anche, perché avevamo tante cose da vedere lì ad Arta Terme e quella volta non abbiamo visto un caso. Oh, guarda che campi, guarda! De papaveri che le sto hanno, guarda che roba, sti qua, no, che mi si gode il campo dei papaveri, che pressa, vedi tu, mi si gode solo che stress le cura in macchina e basta. La mia van life con tutti i crocchi che occupa l'area camper, perché da loro noi hai aree camper gratuite qua corrente, il carico scarico dentro la piazzola e i crocchi a tutto a pagamento e vien qua e ne occupa i posti na 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 na. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi